calcio d'inizio che è per l'Antichiti in maglia gialla, l'abbiamo detto. Questo primo tempo attaccheranno da sinistra verso destra. Prima gestione del pallone che però non è ottimale, regalata immediatamente la rimessa alle avversarie. La battuta è del numero 5 Federica Milani, allargato poi in orizzontale dall'altra parte, un altro scambio in orizzontale, poi la verticalizzazione improvvisa. Circolazione attenta con l'Antichiti che non vuole lasciare spazi. La gestione adesso di Visconti che ha già allargato il pallone, che si ricomincia da dietro, prova a farsi vedere la stessa Visconti. Il traversone è calibrato male, allora dall'altra parte con la numero 11 De Luna. E lei poi a smistare sulla sinistra. Si riparte con Mannozzi, buono il corridoio verticale, poi la prima conclusione verso lo specchio della porta è da parte di De Luna. Conclusione non pericolosa la sua, si riparte dal fondo. Milani. Rimane vertice centrale da pivot De Luna che prova a dare fastidio. La gestione di Malavisi, buon pallone recuperato dall'Antichiti che poi potrebbe tornare dal proprio portiere, sceglie invece di giocare in orizzontale, complicato il pallone, difettoso anche il controllo. Di nuovo Milani con la rimessa. Si alza il duo di pressione dell'Antichiti che questa volta però non riesce ad affondare, allora è una buona opportunità per Malavisi. Avrebbe potuto sicuramente fare meglio da quella posizione, non è riuscita a inquadrare la porta, dall'altra parte non riesce all'aggancio nemmeno De Luna, lei è la più pericolosa fino a questo momento. Rimane come vertice basso Alvino per le ragazze in maglia bianca, si muove tra le linee Milani. Complicata però la gestione del pallone per lei, allora ancora Pantax che sta gestendo la maggior parte dei possessi in questo frangente, con l'Antichiti che però si dispone bene in campo ad evitare linee di passaggio facili come in questo caso, con la conclusione a botta sicura di Malavisi. È buona però la risposta di Moriconi che si supera anche poco dopo e la mette in calcio d'angolo. Punteggio sempre sullo 0-0, secondo minuto di gioco. Gestione lontano dalla porta di Munzi, vediamo se pensa alla conclusione, la fa partire Rasoterra, ancora una respinta da parte di Moriconi, serve un break all'Antichiti che sceglie di respirare. Si alza addirittura Malavisi in un primo momento a dar fastidio assieme a Muzzi. Antichiti che muove bene il pallone in questo frangente, Alvino. Sbaglia però il suggerimento in verticale. Il Patax che con facilità allora riconquista il pallone. Provano ad alzarsi le giocatrici in maglia gialla, non riescono però a portare via il pallone, ci riesce in un secondo momento la numero 6 Mannozzi, va anche la conclusione con la punta del piede, non inganna però Buzzi che risponde presente, sarà calcio d'angolo a parti invertite. Vedremo chi andrà alla battuta. Sembra Pastore, conclusione fuori per Alvino, ha provato la conclusione murata dalla retroguardia grigia del Pantax, che poi prova a distendersi con un lancio pretenzioso. Il pallone che scorre direttamente sul fondo. Ecco il controllo di Alvino. Suggerimento poi intelligente in orizzontale da cambiare il gioco dall'altra parte, conclusione a spezzare il tempo del portiere che riesce comunque a respingere con il piede. Sempre il pressing dell'Antichiti, un'altra conclusione murata anche questa. Continua a disporsi con ordine il Pantax, siamo entrati nel quinto minuto di gioco, addirittura due maglie grigie a strappare il pallone ad un'isolata De Luna. Gli dà una mano però Mannozzi che porta a casa anche la rimessa, buona giocata della numero 6 che poi la offre Alvino! Gol capolavoro del numero 5 che spezza l'equilibrio al quinto ed è 1-0 Antichiti. Improvvisa la conclusione che ha battuto Buzzi, non ha potuto fare nulla sulla sua destra. Il Pantas che deve ricostruire tutto quanto costruito fino a questo momento, era stata delle ragazze in
maglia grigia, l'azione più pericolosa proprio con la numero 10 Muzzi, che in questo caso aveva provato a girare verso la porta di Moriconi, autrice di un doppio intervento strepitoso che aveva contribuito a mantenere la partita sullo 0-0. Siamo già al 6° minuto, sempre Muzzi, versante sinistro del campo, alza la testa, prova a girarla dalla parte opposta, attenta alla retroguardia gialla che poi si appoggia all'autrice del vantaggio Alvino. Buona la circolazione che prova a terminare con Mannuzzi, che in qualche modo mantiene il possesso del pallone. Alvino smista sulla sinistra, poi sbagliato il suggerimento in verticale, palla regalata al Pantax. Ricezione di Milani, alza la testa dal numero 5 che poi riprende il proprio posizionamento in campo. C'era stata la verticalizzazione in zona Visconti, complicato per lei addomesticare questo pallone. Alvino ha cercato Mannozzi che l'ha gestita bene spalla alla porta, poi la stessa Alvino a battere, anticipata però in questo caso Cinti, che rimane come pivot. Sarà lei la prima a dar fastidio, non c'è bisogno però del suo intervento perché già possesso Antichiti. Prova a sfondare Mannozzi sulla destra, cross dall'altra parte, la conclusione altissima. Con Cenciarelli che adesso prende minutaggio in campo. Visconti, buono corridoio orizzontale per Milani che forse non se l'aspettava, pallone gestito male dalla numero 5. È sempre 1-0. Il movimento incontro di Cinti che gestisce il pallone, lo scarica bene dietro per Cenciarelli che torna dalla numero 9, poi difetta nel controllo Cavariani regalando il pallone a Visconti. Il diagonale mancino fuori della numero 9, seconda però ghiotta occasione per Pantax che si mangia anche questa ed è sempre 1-0 Antichiti. Prova a farsi perdonare Cavarini, aveva cercato un buon triangolo con la compagna che però non è riuscita a tornare da lei. Non riesce nemmeno Malavisi ad andare da Piancastelli. Ancora Cavariani, ha provato qualcosa di complicato. Visconti, spalla alla porta, cade a terra, soltanto pallone secondo il direttore di gara che non fischia. Allora possesso e rimessa per Antichiti direttamente in zona Visconti, questa volta cadere a terra e Cavarini, non c'è il fischio. Allora la conclusione della deviazione sotto misura addosso a Moriconi, attenta a rimanere posizionata, anche in qualche modo fortunata in questo caso. Visconti cerca una compagna, trova Milani, la allarga bene la numero 5 per la girata di Squassina che controlla e gira di destro, manca però l'appuntamento con la porta. Ancora Antichiti che aveva provato ad aprire il campo del vertice profondo che è Cinti. Milani rischia di andare in difficoltà con questo suggerimento, si è proiettata immediatamente a darle fastidio, sbarra. Sempre Pantax, la stessa Milani che adesso si lancia quasi all'altezza del calcio d'angolo sulla sinistra, si procura anche la battuta secondo l'arbitro. Vediamo se arriva all'appoggio corto per Squassina, cercata invece una combinazione corta sul primo palo con la seguente conclusione di Milani che si è spenta direttamente sul fondo. E allora sempre 1-0 Antichiti al 10° minuto di gioco. Si va in verticale da Sbarra, resiste alla pressione avversaria la numero 4, poi riesce a trovare Cinti. Da questa Cenciarelli solo per qualche momento, con Sbarra che poi si era lanciato all'interno dell'area di rigore tentando di ricevere da Cavariani. Milani
Alza la testa la numero 5, va sulla sua destra, poi squassina, di nuovo Milani, buono il controllo della numero 5, squassina con la punta, ancora Moriconi a dir di no. Antichiti che però sta concedendo qualcosa di troppo. Il Pantax che ha gestito male le diverse occasioni procurate fino adesso. Sbarra sulla destra, si era lanciata dentro Cavariani, invece da Moriconi. Cenciarelli si prende sempre tanto campo Cavariani, che adesso va a giocare da pivot, prendendo il posto di Cinti che combatte nella fascia destra. Ricezione della 9, Cenciarelli, Sbarra, provato ad andare da Cavariani, si sta alzando però tantissimo la pressione del Pantax e poi batte velocemente la rimessa. Versante sinistro, Piancastelli, ribalta al fronte dall'altra parte e rimane come ultima adesso Malavisi. Per lei forse l'occasione più importante al secondo minuto di gioco. Eccolo il pallone per Milani, prova a sfondare per vie centrali, supera due ragazze, non riesce a superare la terza e conclusione che non impensierisce Moriconi. Prova a farsi vedere tra le linee Cinti, in qualche modo Cenciarelli deve liberarsi del pallone, lo regala però alle avversarie, ancora Moriconi. Calcio d'angolo già battuto dal Pantax che poi si libera malamente del pallone. Rientra in campo nel frattempo l'autrice del vantaggio Alvino. Sempre a giocare da ultima, Milani, rimessa in gioco. Poi alza la traiettoria, Sbarra che dice di no. Prova a prendere il pallone anche Pantalone che lotta a Caparbia sulla sfera. È bravissima però ad andare via. Cavariani che si trova tu per tu con Buzzi, non riesce comunque ad arrivare alla conclusione del numero 8. Caparbia però a recuperare su Milani, super intervento di Moriconi che mantiene l'1-0 al 14esimo. Poi traversone dalla parte opposta, c'è Alvino che la domestica, ha provato poi a far correre la compagna. Traiettoria che non è però arrivata a destinazione. Piancastelli. Buon suggerimento, triangolo che sta per chiudersi con Pantalone che si sarebbe trovata tu per tu con Moriconi. Passaggio mal calibrato per fortuna dell'Antichiti. Alvino ha provato lei a ricominciare, c'è proprio Pantalone sul pallone, la difesa con il fisico sulla pressione di De Luna. Rientra in campo anche la numero 11. Alvino alza la testa, non vede compagne libere, è costretto allora a ripiegare in orizzontale dalla compagna di reparto. Si riparte da Moriconi che per far respirare le sue compagne va direttamente profonda. Uscita di Buzzi. Battuta corta. Alvino di prima intenzione. Si torna dalla numero 5. Va ancora in orizzontale. Antichiti che ricomincia dal proprio portiere Moriconi. Il gioco spalle alla porta di De Luna che chiedeva un po' di spazio.
Traiettoria alzata dal Vino che però non inquadra il movimento della compagna. Buono però il lavoro a strappare via il pallone, poi la conclusione è un po' pretenziosa col mancino che non crea problemi a Buzzi. Ancora Pantax che cerca di costruire, scatto sulla sinistra non premiato di Piancastelli. Numero 8 che si allarga anche in questo caso ma non viene servita, si gioca sulla destra. Eccolo il pallone per la numero 8 ad allargarsi, allora è Troncacci, siamo però già da Piancastelli. Eccola Troncacci che arrivava da dietro e ha provato a sorprendere Moriconi, ancora presente il numero 1. Pantax che ha effettuato almeno il doppio delle conclusioni dell'Antichiti, se non di più, ma è sempre 1-0 per la formazione in maglia gialla. Siamo al 17° minuto, Mannozzi alza la testa, buono il suggerimento per De Luna che torna dalla numero 6, non si fila della conclusione, sceglie invece di scaricare dietro. Alvino. De Luna torna da Alvino. Rimane larga sulla destra la numero 11, difettoso il controllo invece sulla sinistra. Oh, se vuoi puoi diventarlo, lo sai. E allora di nuovo Pantax, attenzione al movimento del pivot che prova a muoversi alle spalle di Alvino. Corridoio in orizzontale, si intromette Pantalone che poteva forse lasciarla scorrere per la compagna che si sarebbe involata verso la porta. Azione che si è conclusa con un nulla di fatto comunque per il Pantax. Rimessa Pantax con Troncacci. Pantalone deve liberarsi del pallone senza commettere errori, non trova Visconti che era troppo defilata per ricevere il suggerimento. E allora possesso Antichiti, anche questo soltanto momentaneo, riescono a venire bene fuori però le ragazze in maglia gialla che commettono poi fallo con De Luna troppo veemente sulla stessa Visconti. Battuta corta con Visconti che protegge il pallone, prova a saltare la diretta avversaria, riesce a farlo e poi a metterla in mezzo cercando di andare da Troncacci. Guarda che rientrano in campo Cavariani, lei a battere la rimessa, chiede la deviazione che il direttore di gara accorda e quindi Moriconi profonda, stacco di testa di Sbarra che ha provato a prolungare verso la porta di Buzzi non riuscendo però ad inquadrarla. Nell'ora Pantax si parte da Pantalone, siamo già sulla sinistra dove c'è Visconti che prova a prendersi il centro del campo, appoggio poi in orizzontale Muzzi, movimento di Troncacci che si libera del pallone e poi va a prendersi il fondo, si torna proprio dalla numero 2 accompagnata da Cinciarelli che non le lascia spazio
diventa impossibile per lei raggiungere il pallone. Proprio Cinciarelli che adesso trova un buon corridoio per Cinti, forse temporeggia troppo Sbarra, e poi serve Cavariani che si era già lanciata in profondità, sbaglia anche dall'altra parte del Pantax. Cavariani, buono il controllo della numero 8, aggredita da Troncacci che la segue anche in fase di proposizione. Sempre Troncacci, eccola che va dentro, nemmeno questa volta però riesce ad arrivare sul pallone, sempre precisa e attenta Cinciarelli a leggere le linee di passaggio avversarie. Visconti resiste al primo contrasto, poi Cavariani con molta freddezza si appoggia direttamente alla propria compagna, rischiando di metterla però in difficoltà. Per fortuna della Antichiti si riparte direttamente dal fondo con Moriconi. Sbarra, un altro regalo, questo per il Pantax. Appoggia poi con l'esterno del piede che non riesce ad arrivare a destinazione, ci ha messo il piede Cinti. Pantalone prova a liberarsi della pressione della numero 9 che però non la molla. Va dentro per l'ennesima volta sul secondo palo Troncacci. Con Pantalone che invece rimane arretrata, va lei con un piatto che cercava forse una deviazione sotto misura. È sempre però Pantax, questa volta la stessa Troncacci a servire la numero 10 Muzzi. Conclusione mancina però troppo alta per lei. Ancora Visconti a dar pressione, la seguono le compagne che seguono i movimenti delle dirette avversarie. Sbarra, trova una buona rimessa nel duello contro Muzzi. Cavariani, servita già in verticale, rimane lei adesso come pivot. Cinciarelli ha spazio sulla destra, si gioca invece sulla sinistra. Sempre Sbarra a portare il pallone, non può arrivare la palla persa perché si aprirebbe un'autostrada che infatti si apre per Troncacci. Sempre Moriconi che dice di no anche questa volta. E allora si entra al 24esimo minuto. Sempre Troncacci, un'altra conclusione questa volta troppo centrale per creare problemi a Valentina Moriconi. E poi Cinti che spalla alla porta, gestisce bene il possesso. Cavariani, la rimessa già in gioco per il numero 9, va a prendersi poi il secondo palo, si va proprio dalla numero 8. Manca l'aggancio mancino. Visconti riceve in corsa, appoggia con l'esterno del piede. Poi il taglio della numero 9 non viene premiato sulla sinistra, sempre Troncacci a muoversi alle spalle dei difensori avversari. Complicato però servirla anche in questo caso. Sbarra. Anticipata la numero 4, Pantax che ha già battuto però il calcio di punizione, prova ad arrivarci Visconti che però è intelligente, si prende il calcio d'angolo. Il taglio sul primo palo, pallone che non riesce ad essere indirizzato, allora corre dall'altra parte Cavariani, potrebbe anche arrivare alla conclusione, cosa che fa troppo esterno, non c'entra la porta di Buzzi. Poi Pantax che rischia però di fare un regalo a Antichiti. Troncacci si lancia per l'ennesima volta. Visconti ha spazio sulla sinistra, viene puntualmente servita, si porta il pallone sul destro, era una grandissima opportunità per andare dalla compagna, sbaglia un passaggio che era nelle sue corde.
Si era fatta vedere molto bene Muzzi, che si era liberata della pressione avversaria, cosa che deve fare anche Cenciarelli. Adesso Visconti colpisce il palo, a Moriconi battuta, se la ritrova lì, ancora una volta il palo, per 2 volte. A dire di no al Pantax, rimane in vantaggio per 1-0 Antichiti. Continuano a fioccare per adesso le opportunità per le giocatrici di maglia grigia. Buono il corridoio, Moriconi in anticipo. Merito anche del numero 1 che sta costringendo gli avversari a conclusioni più angolate, essendosi resa autrice di diversi interventi prodigiosi. Sbarra. E lei adesso ad andare in avanti, deve però rientrare a dare una mano ancora a Visconti. Doppio appuntamento per lei con il palo precedentemente. Sbaglia adesso il suggerimento. Su questo errore si chiude la prima frazione di gioco, 1-0 Antichiti.